Ragazzi, scusate, posso farvi una domanda per il blog Trashcap? Basta perché... È praticamente il ruolo della musica impegnata rispetto alla musica commerciale. Il ruolo della musica impegnata rispetto a quella commerciale. Ma impegnata in che senso? Impegnata, musica che manda messaggi importanti. Ah, tipo politici, per esempio. No, anche Anna Sachs. Anna Sachs ha fatto una canzone in cui dice al marito che se non smette di fumare non farà più l'amore. Può essere considerata musica impegnata questa? Insomma, secondo me no. Va bene, grazie. Bene. Infatti, scusate, posso farvi una domanda per il blog Trashcap? Dici? Qual è oggi l'importanza della musica impegnata rispetto alla musica commerciale? Che comunque serve da veicolo di informazioni rispetto alla musica commerciale, che magari è più superficiale, però comunque se uno vuole informarsi si va a informare, di certo, non sta a sentire solo la musica impegnata. Secondo te Solange può essere considerato un cantante impegnato? Non ho ben presente neanche il personaggio, però il chiromante che ha fatto la canzone su una donna morta. Non ce l'ho proprio presente, però non credo, così a naso, anche dal nome. Ok, grazie. Niente.